Sono arrivate seconde, ma hanno dubbi sui criteri adottati dalla prefettura per l'assegnazione del bando di gestione dell'hub di Bagnoli. Due cooperative sono pronte a fare ricorso al TAR e rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione, contestando i criteri che hanno portato alla recente vittoria della cooperativa siciliana Badia Grande. Se due sono intenzionate a ricorrere e contesterebbero alla prefettura di Padova di non aver accordato l'accesso agli atti di gara, una terza al TAR il ricorso l'ha già presentato. Gli occhi di tutti i ricorrenti comunque sono puntati sulle offerte al ribasso presentate dalla Coop siciliana, che a quanto è dato sapere non sarebbero passate inosservate neppure la commissione di gara. Sulla questione nei prossimi giorni dovrebbe pronunciarsi il TAR, intanto si garantirebbe il proseguimento della gestione alla cooperativa in scadenza. Legittimi diritti esercitati dalle cooperative, il commento del prefetto di Padova Renato Franceschelli, pronto a dare chiarimenti in ogni sede.